Noi dovremmo assumerne una ventina da questo concorsone che speriamo possa essere fatto entro maggio, in modo tale da poi andare a, come dire, a collocare gli psicologi nei consultori familiari, nella dipendenza, nel SERD, dove appunto ci sono tutte le situazioni di dipendenze e naturalmente anche all'interno dello IAF, infanzia e adolescenza. 20 nuovi psicologi da qui all'estate per intercettare il disagio sempre più profondo delle nuove generazioni, provate da 2 anni di pandemia e spesso schiave di un mondo virtuale che porta da un lato a fenomeni di estrema solitudine, dall'altro a esplosioni di aggressività anche collettiva, come dimostrano le cronache ormai quotidiane. Con la rete che stiamo creando, quindi Regione Veneto, ULS e scuola, io credo che, e anche forze dell'ordine perché abbiamo un protocollo comune, credo che riusciremo quando arriveranno questi psicologi sicuramente a dare le risposte al territorio. Sullo sfondo l'episodio del 16 febbraio in via Roma Treviso con l'aggressione ai fini di rapina di un 18enne di Casier nel sottopasso della stazione, con l'individuazione grazie alle telecamere del comune degli autori componenti di una baby gang. Sicuramente sono interessato ad incontrarli per capire cosa spinge loro a fare certi gesti, se è soltanto una questione di rappresentare la forza all'interno di un gruppo, se è un'esigenza economica, se è soltanto la voglia di trasgredire a quelle che sono le regole, però un sano dialogo da fratello maggiore oltre che da sindaco per far capire loro che oggi il loro futuro è segnato da una macchia che faranno gran fatica a cancellare. Ma il primo cittadino va oltre il caso specifico e si rivolge al mondo della scuola, famiglie e associazioni. Il messaggio è accorato. Tutto quello che noi possiamo fare a supporto dei giovani che ci stanno evidenziando un problema, però da solo il sindaco non ce la può fare e quindi l'appello che faccio è aiutatemi nella gestione di questo problema perché riguarda il futuro dei nostri figli. Vedere i giovani farsi del male in questo modo, francamente, al di là delle conseguenze da un punto di vista legislativo, fa male al cuore.